Incontro oggi in prefettura qui ad Agrigento per parlare del problema di Girgenti Acque. Ne parliamo con il rappresentante del Comune Licata, Toni Licata. Ecco, questa esigenza oggi di questo incontro perché? Era scaturita intanto all'interno del tavolo tecnico che è stato lunedì della settimana scorsa. Vorremmo capire un po' tutti i sindaci, i rappresentanti dei comuni costituenti l'ambito, qual è la modalità di erogazione del servizio idrico integrato nelle more che l'ATI idrico comunque stabilisca qual è la nuova forma gestionale del servizio idrico integrato in provincia. Se ci sono delle criticità, ed ecco perché la presenza anche dei commissari, per capire se ci sono delle difficoltà, perché intanto le perdite nelle varie condotte cittadine ci sono anche problemi legati agli assetti fognari e depurativi eccetera, e quindi nelle more che l'ATI decida qual è la nuova forma gestionale i comuni hanno bisogno di rassicurazioni che l'erogazione del servizio avvenga normalmente senza disagi e patimenti per i cittadini. Sindaco Di Menfi, oggi a questo incontro sulla problematica di Girgenti Acque, quali saranno i temi particolarmente discussi? Anzi, cosa è emerso anche lunedì nella scorso comitato tecnico? Beh, è chiaro che bisognerà adesso capire la direzione giusta dove andare. Abbiamo sempre alla base quel problema o comunque quella realtà di una gestione diretta o in house, quindi si dovrà decidere in tal senso. Io che rappresento Menfi, è stata ormai assodata la realtà, l'esperienza di una gestione diretta, perché Menfi, a parte le peculiarità a livello di le fonti che sono tra l'altro dei pozzi che detiene, un depuratore a regime, è comunque una realtà che abbiamo dimostrato efficienza ed economicità. Quindi fare un passo diverso da quello che abbiamo seguito finora mi sembra assai difficile. Pertanto, essendo un sindaco aperto a tutti i tipi di dialoghi, quindi sono qui per ascoltare innanzitutto, però la mia posizione è sempre quella. Siamo con il sindaco di Sciacca, una riunione oggi sulle tematiche dell'acqua. Sciacca ha avuto tante problematiche relativamente alla gestione di Girgenti Acque. Ecco, qual è il futuro, cosa c'è in pentola insomma? Dobbiamo procedere speditamente per la gestione futura e per la nuova forma di gestione. L'idea è comunque di una gestione pubblica, perché l'acqua è un bene pubblico essenziale e come tale deve essere trattato e considerato. Come ATI si è al lavoro. Sciacca subisce e continua a subire disservizi e tutto quello che deriva dalla gestione che era stata privata. In questo momento abbiamo per fortuna una gestione commissariale che ci garantisce sotto tanti punti di vista e speriamo che questo periodo transitorio non debba durare molto e soprattutto speriamo che si riesca a mantenere il livello di servizio sufficiente, non dico efficiente ma sufficiente, e soprattutto che si continuino a fare le manutenzioni, perché con riguardo a Sciacca i problemi sono tanti. Io auspico che sia un futuro in cui tutte le amministrazioni comunali che compongono l'ATI si confrontino e concordino una linea condivisa, partendo da un dato di fatto, quindi da un'opportunità che oggi si presenta, che è quella di avere a disposizione in questo momento, nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, due figure professionali altamente qualificate e scevre da qualsiasi preoccupazione in ordine al rispetto dei principi di legalità e trasparenza che comunque devono improntare la gestione di un servizio pubblico come questo. Quindi si è voluto dare una opportunità agli amministratori e di riflesso anche al più vasto pubblico dei cittadini di Agrigento per come siamo arrivati a questo punto e quello che gli apparati dello Stato intendono fare per garantire ai cittadini agrigentini di poter usufruire di un servizio idrico degno, un servizio idrico di livello europeo e degno appunto delle persone che oggi responsabilmente si fanno carico ogni mese pagano la bolletta dell'acqua. È chiaro che le problematiche sul tappeto sono molte e sono complesse e vanno dalla situazione aziendale che presenta aspetti di criticità già a livello di bilancio al futuro, come lei accennava all'inizio
del provvedimento prefettizio che è sotto scrutinio da parte del giudice amministrativo. Attendiamo serenamente quello che il TAR deciderà, dopodiché credo che ci saranno comunque modalità per mettere in condizione il servizio idrico integrato di funzionare in maniera adeguata.